Venerdì 19 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci, torneremo tra poco per dare un'occhiata ai giornali. Proprio così, saranno prima quelli regionali, poi leggeremo anche quelli nazionali, ma intanto sono le notizie. È stata archiviata l'inchiesta a carico di 10 dirigenti di Italgas per la strage di Ravanusa. Il GIP di Agrigento ha escluso responsabilità penale per l'esplosione che l'11 dicembre del 2021 distrusse un intero quartiere e causò anche 9 vittime. Vediamo, sentiamo il servizio. Strage di Ravanusa, arriva una svolta giudiziaria. Il GIP di Agrigento Alberto Lippini ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di 10 dirigenti Italgas, indagati per l'esplosione dell'11 dicembre 2021 che distrusse un intero quartiere causando la morte di 9 persone. Il giudice ha accolto la richiesta della Procura di Agrigento, alla quale si sono associati i legali del pool difensivo, ritenendo che non sussistono elementi per attribuire responsabilità penali ai vertici della società. Secondo quanto evidenziato dal GIP, la fuga di gas che provocò l'esplosione ebbe origine da una saldatura difettosa su un raccordo della tubazione realizzata nel 1988, ma non è stato possibile accertare chi l'abbia materialmente eseguita. Le indagini tecniche hanno chiarito che l'opera risale ad un periodo precedente alla gestione diretta di Italgas e che non vi sono prove di interventi successivi in grado di ricondurre la responsabilità ai dirigenti attuali o a quelli in carica negli anni successivi. L'inchiesta prosegue invece nei confronti di 2 tecnici già rinviati a giudizio, ritenuti coinvolti nelle fasi di posa e collaudo della condotta del metano nel tratto interessato dall'esplosione. Una decisione che rappresenta un passaggio rilevante nell'inchiesta su una delle tragedie più gravi della recente cronaca siciliana. Allora, certamente è una notizia che al tempo fece parlare tantissimo, fu una vera strage, tantissime le vittime, 9 abbiamo sentito, ci sono ancora 2 persone che sono al processo, che sono 2 tecnici, però indubbiamente questa archiviazione in qualche modo fa pensare. Certo, sicuramente lascia molta amarezza nei familiari di queste 9 vittime, perché appunto per i magistrati i dirigenti di Italgas, lo leggiamo sulla Sicilia, non hanno colpe. In sostanza il GIP ha evidenziato che la causa di quella terribile deflagrazione è la difettosa saldatura nel raccordo della tubazione del gas, che ha creato proprio qualche minuto prima del botto una sorta di bolla, un'enorme bolla di gas. Tuttavia le indagini hanno accertato che l'opera risale appunto, come diceva il collega Davide Sardo, ad un'epoca anteriore alla gestione diretta di Italgas. Inoltre le indagini hanno escluso il concorso di altri fattori, non sono emersi difetti né legati ai materiali o ad alle tecniche costruttive degli edifici crollati, né problemi geologici o irregolarità nella scelta dei materiali di riempimento degli scavi, che erano idonei e rispettosi della normativa. Restano però, come dicevi, sotto processo 2 persone, tra cui il direttore dei lavori. Restiamo in tema perché ancora qua sulla Sicilia vediamo questa notizia che riguarda una sorta di ultimore, è successo ieri nel tardo pomeriggio, l'ennesimo incidente sul lavoro con un escavatore che è precipitato nel vuoto a Stromboli, anzi in particolare sul versante di Giostra, dove un operaio di Barcellona Pozzo di Gotto è morto schiacciato. Praticamente l'uomo stava conducendo il mezzo cingolato al porticciolo della borgata quando a causa del buio il mezzo è caduto nel vuoto. Adesso invece ci occupiamo di un altro gravissimo incidente. 2 cugini sono adesso ricoverati in gravissime condizioni dopo l'esplosione che è avvenuta a Portopalo, nel Siracusano. Stavano provando il forno in vista dell'inaugurazione di un nuovo locale. Vediamo allora e sentiamo questo servizio. Sono in rianimazione in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. I 2 cugini di 38 anni lui, 31 lei, erano nel locale alla vigilia della nuova apertura. Pare stessero provando il forno quando ad un certo punto c'è stata l'esplosione, quasi certamente per una fuga di gas. Quello che resta lo vediamo in queste immagini di Ivan Sortino. Tutto è accaduto nel Siracusano, a Portopalo, mentre a qualche centinaia di metri passava la fiamma olimpica. Sono stati attimi di paura,
quelli che hanno coinvolto due giovani ragazzi che oggi avrebbero inaugurato la propria attività e che si sono stati colpiti a causa di un'esplosione brutta. Fino a qualche istante fa ho sentito parenti dei giovani che in questo momento si trovano appunto ricoverati, sedati, ancora in prognosi riservata. Così, da un momento di festa, l'attenzione si è spostata sulla tragedia sfiorata. Una giornata che qui sicuramente ricorderanno purtroppo più per questo che per la fiamma olimpica. La violenza dell'onda d'urto, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, adesso nelle mani degli investigatori, ha sbalzato fuori dal locale i due cugini, insieme agli arredi. Ora qui tutti sperano che questa brutta storia possa avere un lieto fine, con i due cugini che possano tornare e, perché no, riaprire il locale ora distrutto. Lorena. E allora vediamo le condizioni di questi due ragazzi, questi due cugini, che sono appunto un uomo e una donna. Siamo ancora sulla Sicilia. La donna sembra aver avuto la peggio dopo essere stata investita dallo scoppio, ha riportato danni alla milza e allo stomaco. L'altro ferito invece ha subito ustioni in varie parti del corpo ed è ricoverato al Cannizzaro di Catania, dove è giunto in elisoccorso. Verifiche sono in corso per appurare l'esatta dinamica dell'incidente, che avrebbe potuto avere riscontri ben più gravi. Si andranno ad accertare tutte le autorizzazioni del caso. La fuga di gas in un'area esterna all'immobile ha evitato conseguenze catastrofiche, anche perché si tratta della strada di gran lunga più trafficata di Portopalo, da cui proprio pochi minuti prima erano transitati vari ragazzi. Tra l'altro, lo dicevamo, nelle immediate vicinanze c'è stato anche il passaggio della fiamma olimpica. E adesso invece vi raccontiamo una brutta storia che arriva dalla provincia di Ragusa, dal sogno alla prigione. Migranti torturati dai connazionali nelle campagne di Vittoria. Sono stati arrestati 3 uomini originari del Bangladesh e adesso vediamo per l'appunto il servizio. Erano stati attirati in Italia con la promessa di un lavoro sicuro, ma invece il sogno si è trasformato in un incubo. Sequestro di persona, estorsioni e torture ai danni di migranti. Sono queste le accuse a carico di 4 cittadini bangladesi, uno dei quali risulta irreperibile. Su delega della Procura della Repubblica di Catania, Direzione Distrettuale Antimafia, la squadra mobile della Questura di Ragusa ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 indiziati di sequestro di persona aggravato ai fini estorsivi e torture nei confronti di connazionali appena arrivati in Italia. Secondo l'accusa, le 2 vittime, giunte regolarmente sul territorio tramite decreto flussi, sarebbero state attirate con l'inganno da parte degli indagati con la promessa di un lavoro sicuro, per poi essere condotte in un'abitazione isolata nella campagna vittoriese, trasformata in una vera e propria prigione. I 2 migranti sarebbero stati privati dei telefoni, separati e legati mani e piedi e sottoposti a violente aggressioni con spranghe e tubi di metallo, oltre a tentativi di strangolamento, al fine di estorcere circa 20.000 euro ai familiari. Le violenze, documentate dalle indagini, ricalcano i metodi dei sequestri nei ghetti libici. Davvero brutta vicenda questa. Sì, e sul giornale troviamo ulteriori dettagli di questa veramente violenza crudele. Tra l'altro la forza persuasiva dei 2 connazionali, quindi anche loro originari del Bangladesh, sarebbe stata arricchita dalla rappresentazione dell'appartenenza degli indagati a gruppi di criminalità organizzata in modo da aumentare il terrore delle vittime. Ma pensate che 2 ragazzi, le 2 vittime, erano state messe all'interno della stessa abitazione, in modo che ciascuno potesse udire le grida di dolore dell'altro e inoltre far sentire le urla di dolore ai familiari, che naturalmente poi hanno pagato il prezzo della liberazione, circa 20.000 euro ciascuno, e solo alla fine di questa seduta dell'orrore sono stati scortati fuori con la minaccia di ulteriori aggressioni se avessero osato avvisare le forze dell'ordine. E adesso c'è una notizia che arriva dalle agenzie. Al termine di una articolata indagine che è stata condotta su tutto il territorio nazionale, la polizia ha arrestato 4 persone per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico realizzato con l'utilizzo di minori. Altre 13 risultano comunque indagate.
E tra le regioni dove questa operazione si è svolta c'è anche la Sicilia, ma le altre regioni diciamo, che sono interessate dall'indagine sono la Toscana, la Sardegna, la Lombardia, la Campania, Lazio, Piemonte e Veneto. Parte tutto dal Tribunale, proprio dalla Procura di Firenze. E adesso la storia che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi nei nostri telegiornali. Dopo il nostro servizio in particolare si è messa in moto una imponente macchina di solidarietà in favore di Massimo e del figlio, che però comunque hanno dovuto lasciare la loro casa, sono stati sfrattati. Tantissimi telespettatori hanno contattato la nostra redazione e anche dall'estero per chiedere come poter aiutare i due uomini. Già in questo momento siamo senza soldi, mia moglie non c'è, è morta un anno fa e da quel momento le cose sono andate sempre a peggiorare. A Palermo, dopo lo sfratto esecutivo, è arrivato lo sgombero. Massimo e il figlio hanno dovuto lasciare la casa dove vivevano da 20 anni. Ma le sue lacrime e l'appello trasmessi ieri nei nostri TG non sono caduti nel vuoto. Un'imponente macchina della solidarietà si è mossa. La loro storia ha commosso i nostri telespettatori che perfino dall'estero, attraverso i nostri social, si sono messi in contatto con noi per aiutarli. Fra questi c'è Sergio, che vive all'estero e si è offerto di pagare l'affitto per i prossimi mesi. Salvatore propone case con affitti a basso costo ad Alessandria della Rocca, dove ci spiega ci sono perfino dei proprietari disposti a cedere gratuitamente le loro case. E poi una valanga di messaggi di telespettatori che vogliono aiutare economicamente i due uomini. Massimo ha perso la moglie un anno fa ed anche il lavoro. Il figlio laureato è riuscito in estate a fare qualche lavoretto. Entrambi adesso vivono con un sussidio inferiore ai 500 euro. Hanno sempre pagato fin quando non sono arrivate le difficoltà economiche. Il Sunia di Palermo ha attivato una raccolta fondi in modo da non far trascorrere ai due uomini le feste in un dormitorio. Il gestore di un B&B di Palermo ha offerto per questo periodo natalizio gratuitamente la sua struttura. Una signora che vive sola ha messo a disposizione 2 stanze del suo appartamento. Sono giorni di festa e il calore della solidarietà ha già raggiunto Massimo. Chi volesse aiutarlo può mettersi in contatto con il Sunia di Palermo, il sindacato degli inquilini. Lorena. Sì, devo dire che anche ieri nella nostra posta io stessa ho trovato delle mail di solidarietà, ma di solidarietà concreta di persone che volevano pagare l'affitto di questo mese. Naturalmente ormai lo sfratto è esecutivo, bisognerà trovare una soluzione alternativa, ma vedremo anche oggi che cosa succederà e se hanno trovato una sistemazione. Cosa chiedevano padre e figlio, l'avete sentito, la richiesta era di non fare finire per strada questa famiglia dall'olio, tra l'altro proprio a ridosso del Natale, tanto che lo stesso Massimo, il padre, aveva chiesto almeno altri 10 giorni di tempo per non essere sfrattato proprio in questo periodo. Tra l'altro la situazione di difficoltà era stata segnalata al comune già a luglio con una mail in cui lo stesso Dell'Olio aveva posto il suo problema e aveva ricevuto, dice il Sunia, una risposta cortese ma di fatto senza riscontri. Bene, grazie Lorena. Possiamo continuare adesso per chiudere, diciamo, la rassegna stampa regionale. Allora, andiamo a vedere intanto le prime pagine dei quotidiani, a partire dalla Sicilia. Ritroviamo qui appunto la strage di Ravanusa, nessun colpevole tra i dirigenti dell'Italgas, con l'esplosione che ha causato 9 vittime, e poi Ars Attack, il titolo sempre diciamo ironico sugli scontri politici e quasi fisici all'Assemblea regionale, che però il risultato è che la manovra è allo stallo. E poi il Giornale di Sicilia, anche qua manovra nel pantano, oltre 100 articoli da votare su 134, probabile oggi lo stralcio, sì invece a super ZES e bonus edilizi. Ancora qui la strage di Ravanusa con le accuse archiviate, ma c'è una notizia di cronaca: rapina violenta, il raid in un bar, pistola contro i clienti, molti colpi negli ultimi giorni e richieste di pizzo, forse proprio perché siamo sotto Natale. La Gazzetta del Sud, anche qua la manovra si insabbia, tensioni nella maggioranza,
nervi scoperti nel centrodestra, scontro in aula tra il Presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno e l'assessore Alessandro Dagnino, assessore all'economia. La manovra resta al palo, via libera ai fondi per l'editoria. E poi c'è la notizia che vi abbiamo già dato, l'incidente sul lavoro, la tragica fine di un barcellonese a Stromboli, un operaio di 37 anni che è morto precipitando con il suo escavatore. Vediamo poi la prima pagina di Repubblica, il tomo dedicato a Palermo, banchi vuoti, liti e norme riscritte, insomma concordano tutti i giornali sul fatto che la finanziaria è in alto mare, e poi si parla di aumenti arretrati sotto l'albero, ci sono anche rincari dei costi dell'acqua, polemica a Palermo sulla ruota, perché è troppo in mezzo all'abitato e gli inquilini lamentano che possono vedere fin dentro le case. 2 anni fa il diniego della Soprintendenza per i beni culturali bloccò l'installazione, questa volta il nuovo no dell'ente non è bastato a stoppare il progetto e ci sono appunto le lamentele da parte dei residenti. E poi questa notizia che vedremo meglio all'interno, bimbo di 11 anni abusato dai compagni fuori dalla scuola, ed è proprio quella che andiamo subito a vedere. È successo in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo. Questo ragazzino di prima media sarebbe stato violentato da un gruppo di ragazzini che frequentavano il suo stesso istituto. Pensate, ragazzini di prima media. La famiglia ha denunciato gli abusi, sull'episodio sta indagando la procura per i minorenni, non si conosce ancora il movente. Oggi il bambino sarà ascoltato alla presenza di uno psicologo, come prevede il protocollo del codice rosso, e il racconto della vittima approfondirà quanto denunciato alle forze dell'ordine dei genitori. La vittima va nella stessa scuola dei suoi aggressori, alcuni di loro sarebbero di qualche anno più grandi, sarebbe avvenuta fuori dall'istituto scolastico. Un punto fermo è il racconto del ragazzino che appena tornato a casa ha confidato alla madre l'incubo appena vissuto e ha avuto la forza di raccontare, lo ha fatto piangendo, chiedendo alla madre perché era toccato proprio a lui. Naturalmente la visita medica ha constatato e ha verificato questa violenza. Andiamo avanti, impennata degli affitti brevi, famiglie piegate dal disagio abitativo. Non c'è soltanto la famiglia Dell'Olio che sta vivendo queste difficoltà. Dal report 2025 del Forum di Abitare risulta, anzi arriva la conferma che i centri storici si svuotano, molte case finiscono nelle mani dei grandi host che si occupano appunto di affitti brevi e che praticamente svolgono una sorta di attività parallela al settore alberghiero. Isola sempre più povera, siamo ancora in tema. Da Repubblica, pagare l'affitto è diventato un lusso, in 23.000 attendono un alloggio popolare, il 30% del reddito è destinato alla casa e quindi resta ben poco. E in questa situazione già di difficoltà arriva il regalo dell'AMAP che rincara la bolletta proprio sotto l'albero di Natale. C'è una vera e propria stangata per il conguaglio dei consumi del 24 e del 25. Una famiglia in pratica passa da 20 a 100 euro, un locale commerciale da 500 a 1000 euro. Proprio brutto regalo che l'AMAP ha fatto trovare sotto l'albero. C'è ancora il caso sulla finanziaria, il centrodestra senza bussola, nervi scoperti, e poi lo scontro plateale in aula tra il presidente Galvagno e l'assessore all'economia. E poi, come vi racconteremo più tardi nei nostri telegiornali, il viaggio della Fiamma Olimpica che ieri pomeriggio ha attraversato Catania, una città in festa per applaudire i tedofili in vista delle Olimpiadi invernali di Cortina. Ieri, dopo le tappe nel Siracusano e alle pendici dell'Etna, fra l'altro a Nicolosi, ha fatto il suo ingresso a Catania con tedofori d'eccezione, una festa finale in Piazza Duomo gremita di gente, come era tanta la gente lungo il percorso che ha toccato alcuni dei posti più belli della nostra città. Pensate che
è arrivata a Catania ben 65 anni dopo la prima volta, anche prima e unica, e questa dunque è la seconda volta. C'è poi qui il racconto di Miriam Silla, che è la pallavolista palermitana che ha portato la fiaccola olimpica a Catania e ha detto: mi è sembrato di tornare ai tempi dell'oro di Parigi. Vediamo poi la pagina della Sicilia dedicata a Palermo, con la cronaca data alle fiamme da un abusivo, assegnata in pochi giorni e quindi in tempi record la casa di Borgo Nuovo. Insomma, sono riusciti in brevissimo tempo a realizzare i lavori per ripristinare l'appartamento vandalizzato dall'ex occupante, che insomma ha fatto questo sfregio. E poi si parla ancora del porto di Palermo, i risultati e progetti sullo scalo in un convegno: dalle crociere record ai cantieri navali, la città guarda al mare. E poi trovati dei piromani, appiccavano incendi nei boschi, pizzicati e denunciati in 4 dagli agenti del corpo forestale. Fra di loro c'era anche un'anziana col bastone che evidentemente aveva difficoltà a deambulare, ma riusciva a appiccare il fuoco. E poi ancora cronaca, bar assediati, rapine e paura, dipendenti terrorizzati. L'ultima notizia che vi volevo dare: criminali a caccia di cellulari, qua siamo a Catania, nel giro di pochi giorni 2 colpi ai danni di negozi di telefonia. A te Angelo. Grazie Lorena, fra poco torniamo da te per leggere invece le altre notizie, quelle sulle pagine nazionali, ma intanto andiamo a vedere il traffico che stamattina registriamo. Qui siamo sul Tondo Gioieni, vedete la situazione è abbastanza tranquilla, normale per l'ora di punta. Possiamo vedere anche cosa succede in via Vincenzo Giuffrida, decisamente tranquilla in uscita, sono le auto diciamo sulla parte destra dello schermo, quelle in uscita dalla città, un po' più di code, ma è normale in entrata questa mattina per Catania in via Vincenzo Giuffrida. Andiamo un attimo a vedere, ecco qui la situazione sulla circonvallazione, siamo un po' più basso, siamo in via Lodorigo da Pordenone, anche qui situazione abbastanza tranquilla. Possiamo vedere quello che riusciamo a vedere per quanto riguarda l'Etna. Vedete, ci sono le nuvole, questa è un'osservazione del vulcano dalla provincia di Catania, quindi da Catania vista l'Etna. Oggi appare ma non solo Palma, si vedono anche le nuvole che si spostano sui nostri teleschermi, quindi potete vedere insomma l'avanzamento del fronte nuvoloso. Vediamo invece l'Etna da Taormina, qui la situazione sembra un pochettino più complicata, con l'Etna che non si vede praticamente, assolutamente coperta, e poi le immagini del Golfo di Taormina, splendide immagini che ci vengono restituite dalle nostre telecamere. Ci fermiamo ma per pochissimo, poi torniamo con Lorena Dolci per andare a leggere i quotidiani nazionali. Allora, ritorniamo ai quotidiani con la rassegna stampa nazionale. Sì, siamo alla seconda parte dedicata alla lettura dei quotidiani nazionali. Partiamo dalle prime pagine di Repubblica. Dietro fronte sulle pensioni, caos nella maggioranza, Salvini impone a Meloni la cancellazione della stretta sui riscatti di laurea. Dopo una notte di tensione, il pacchetto previdenza stralciato dalla manovra. E poi invece sulla scena internazionale, asset russi, trattativa a oltranza, titolo però che è stato superato perché proprio notizia di stamattina: è stato deciso di concedere un prestito di 90 miliardi e di non utilizzare gli asset russi, quindi i giornali sono superati per quanto riguarda questa notizia. Anche il Corriere della Sera dedica l'apertura al vertice dell'Unione Europea con doppio scontro, proprio riguarda gli aiuti a Zelensky e l'utilizzo degli asset di cui abbiamo parlato, ma poi c'è anche
lo sgombero del centro sociale a Torino, la Scatasuna, corteo dopo lo sgombero, momenti di tensione a Torino, e poi la presenza a sorpresa di Alberto Stasi al processo che ha suscitato, diciamo, alcune critiche da parte dei familiari di Chiara Poggi, ma lo vedremo meglio all'interno. Vediamo ancora la prima pagina della Stampa. Anche qui l'Europa scelga soldi oggi o sangue domani, e come abbiamo detto l'Europa ha scelto di non utilizzare gli asset russi. C'è ancora il centro sociale con la lite che ne è seguita, ma la fotonotizia centrale è dedicata all'ennesima vittima stradale, questa giovane donna, Matilde, travolta e uccisa a 20 anni in una folle gara tra due Porsche sulla Asti-Cuneo. Andiamo adesso all'interno, appunto, beni russi, si tratta a oltranza, mostra di Orban sul debito che in un certo senso apriva. Vi ho già detto come diciamo, cosa hanno deciso i vertici europei, l'appello di Zelensky all'Europa: decidete o avrete detto parole vuote. Anche su questo si è andata avanti. E poi giro di vita inglese dopo la strage di Sydney, la strage durante una festa ebraica. Chi invoca l'intifada ora rischierà l'arresto, e l'Australia annuncia leggi contro l'odio antisemita, naturalmente. Torniamo in Italia con la manovra, muro della Lega, il governo stralcia la stretta sulle pensioni, il Ministero dell'Economia e Finanza annulla in particolare la penalizzazione dei riscatti della laurea, che già sono onerosissimi per chi, diciamo, ha fatto il calcolo, ma non basta. Per Ciriani le norme spostate in un decreto la prossima settimana. E qui c'è questa vignetta di LK di chi è la colpa del caos sulle pensioni, insomma, che Babari, comunisti, migranti, Joe Biden, Meloni e Salvini, ritratti in questa vignetta ironica, non sanno che pesci prendere. Andiamo avanti, ecco, siamo alla cronaca, al Garlasco, il delitto di Garlasco, un po' una telenovela, diventa prova il DNA della discordia, che è quello che viene analizzato a distanza di tanti anni. A sorpresa è arrivato Alberto Stasi, come sapete condannato per l'omicidio. Entra dall'ingresso principale, a differenza di quanto fece a maggio. Gli avvocati della famiglia dicono non può partecipare all'udienza, ma la legge prevede che il magistrato lo possa autorizzare. E così è successo. Su Repubblica vediamo anche un'intervista: ho fiducia ma devo tacere, Alberto riesce a dribblare l'ira della famiglia di Chiara. Il legale del fratello della ragazza aveva chiesto di allontanarlo, non ha il diritto di stare qui, ma la giudice appunto lo autorizza a restare. Ecco, e questo è un po' un'analisi di quanto è successo, il condannato che diventa accusatore, un po' il ribaltamento della prospettiva, l'ennesimo colpo di scena di questa vicenda giudiziaria, una tragedia che si presta a dividere il pubblico in due parti, proprio come se si dovesse fare il tifo, ed è proprio quello che è accaduto. E poi la storia che abbiamo visto richiamata in prima pagina, questa ragazza Matilde rimasta coinvolta in un incidente causato da una gara tra Porsche che a quanto pare andavano a 200 all'ora. L'auto della studentessa investita mentre viaggiava in autostrada con la madre. L'ipotesi degli inquirenti è che ci sia stata una vera e propria sfida tra bolidi. Cosa racconta la madre, che è ancora ricoverata? Che l'auto ci ha colpito all'improvviso, siamo volate in aria, la figlia che giocava a pallavolo nella Play Asti ha avuto la peggio, ha sbattuto la testa nell'abitacolo ed è morta dopo 5 giorni di coma. Stando ai primi accertamenti, le due Porsche con targhe tedesche ma di proprietà di due piccoli imprenditori astigiani stavano percorrendo l'autostrada ad alta velocità. Per questo, sulla base delle telecamere
telecamere di videosorveglianza ma anche di testimonianze di altri automobilisti, si ipotizza una gara improvvisata tra i due bolidi e sarebbe davvero irresponsabili. E poi c'è lo sgombero dell'Ascatasuna, il centro sociale di Torino, sgomberi, scontri, la linea di Piantedosi, occorre dare un segnale ai violenti, la decisione dopo il raid alla Stampa, ci sono stati appunto scontri, 10 gli agenti feriti. Voglio poi vedere sul Corriere della Sera la visita a sorpresa di Papa Leone in Senato, che ha lanciato un messaggio per la giornata della pace. La civiltà, ha detto, è in una spirale distruttiva e poi invoca il disarmo totale. Valori, queste le parole di Papa Leone, valori capovolti nel rapporto fra cittadini e governanti, si arriva a considerare una colpa il fatto che non ci si prepari abbastanza alla guerra. Parole forti. E poi per concludere, Angelo, ti faccio vedere la nuova classifica dei miliardari italiani, che sono diventati 79, in testa c'è il re della Nutella, Ferrero, che rimane in testa con 41,3 miliardi di dollari, poi seguito da Andrea Pignataro, che ha costruito una fortuna con i software finanziari. Terzo c'è Giancarlo De Vasini, patron di Tete, società emittente della più diffusa stablecoin, che pochi giorni fa ha avanzato un'offerta da 1,1 miliardi per comprare l'intero capitale della Juventus. Insomma, poche sorprese in questa graduatoria dei paperoni italiani. Al quarto posto sale Francesco Gaetano Caltagirone, noto imprenditore, e poi ci sono ben 4 eredi di Armani. Questo è chiaramente una novità assoluta, quella dei 4 eredi di Armani per la classifica dei paperoni, diciamo così. Grazie Lorena. Torneremo da te comunque più avanti nel corso della mattinata. Adesso c'è la prima sosta, anzi la seconda sosta, e poi ci saranno i primi ospiti del nostro Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Allora, primi ospiti della mattinata, c'è in studio intanto Rosaria Milone, buongiorno. Buongiorno. Che è il capogruppo del gruppo FAI Etna Nord. Sì. E poi insieme a lei c'è la professoressa Antonella Nicosia, buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti. Fa parte anche del FAI Etna Nord. Allora, stamattina parliamo del Parco Sciarone. Dov'è il Parco Sciarone? Che cos'è il Parco Sciarone? Partiamo così. Intanto sarebbe meglio dire cos'è diventato il Parco Sciarone. Il Parco Sciarone si trova nel territorio di Randazzo. Siamo alle pendici del nostro vulcano, dell'Etna, e fino a poco tempo fa era una discarica. E grazie all'intervento dell'assessorato regionale all'agricoltura e al Dipartimento delle Foreste è stato ristrutturato, è stato quindi ridonato alla cittadinanza, alla collettività. È un vero peccato quando sentiamo queste cose, insomma, che aree così importanti del nostro territorio, ma soprattutto poi dell'Etna, diventino delle discariche, davvero brutto. Qual è la caratteristica, mi rivolgo adesso alla professoressa Nicosia, la specificità di questo parco? La specificità di questo parco sicuramente è quella di essere fruita appunto dalla comunità. Soprattutto è un bene e questo bene è stato valorizzato. Da discarica abusiva appunto è diventato un bene di cui tutti possono fruire e questo fa parte di quella valorizzazione, soprattutto rivalutazione del territorio, che è uno dei compiti più importanti assunti appunto dal FAI. Quindi rivalutare il territorio, valorizzarlo in tutte le sue peculiarità, incrementare delle aree da prima trascurate e sottovalutate e restituirle alla comunità
che dovrebbe lavorare in profonda sinergia, perché no, con associazioni, istituzioni, in modo da fruire di questi territori nell'assoluto rispetto delle culture locali, ovviamente, e del paesaggio naturale che ci circonda. Noi siamo circondati da aree stupende, appunto, che devono essere fruite da tutti. Allora, in quest'ottica, proprio nell'ottica della restituzione, nell'ottica della possibilità di fare conoscere, approfondire quelle che sono determinate realtà, quelle che sono determinate aree, c'è in programma un incontro che si svolge, credo, a Randazzo, se non dico male, un incontro, un confronto al quale parteciperanno chiaramente anche degli esperti, indubbiamente, per restituire, per dare valore e restituire in qualche modo questo patrimonio, importanza a questo parco, che rappresenta un patrimonio importante. Certo, domani, giorno 20, si apriranno i lavori di questo convegno. Questo convegno che è stato voluto appunto dalla delegazione di Catania, dal gruppo FAI Etna Nord, e si avvicenderanno parecchi professionisti, cioè da archeologi, da geologi, geografi, botanici. Ecco cos'è il Parco Sciarone. Dentro questo parco c'è tutto, si parla di botanica, si parla di vulcanologia, si parlerà di geografia, si parlerà un po' di tutto quello che sta dentro questo parco. Cominceranno domani i lavori, e ci tengo a dire comunque che questo convegno non è un punto di arrivo. Questo convegno è l'inizio di una collaborazione che è nata proprio in questo periodo, e servirà a creare alla società, al territorio, quella consapevolezza, quella identità, quell'appartenenza che ti porta poi alla tutela del patrimonio, secondo quelli che sono gli obiettivi del FAI, che ormai penso e spero siano conosciuti da tutti. Ma in particolare sarà anche proiettato un video nella mattinata alle 9, se non ricordo male, un video di Mario Mattia. Sì, speriamo di vedere il professore Mattia, che aveva qualche difficoltà all'incontro, però sì, anche quello sarà probabilmente proiettato. E allora, proprio nell'ottica, in questa ottica di riprendere anche il rapporto con il vulcano, no? Perché è importante trovare un rapporto, salvaguardare certamente il territorio, ma ritrovare un rapporto con il vulcano. È giusto coinvolgere gli esperti, ma fare capire, raccontare a chi poi usufruisce del vulcano quanto è importante. Assolutamente sì, ma non dovremmo dimenticare però qualcosa secondo me di estremamente importante. Il nostro vulcano, la nostra Etna, la nostra grande signora, che dal 2013 appunto è patrimonio UNESCO, tendo a sottolineare questo, già è stata celebrata, non soltanto studiata da uomini e donne di scienza, ma ricordiamo che la letteratura, la poesia appunto ricordano l'Etna sin dagli albori, appunto. Pensiamo soltanto che già Esiodo nella sua Teogonia appunto la citava, lo stesso Tucidide, e andando avanti anche Virgilio, il viaggio di Goethe appunto nei Monti Rossi, ammirarne le meravigliose colate, o Ovidio nelle sue Metamorfosi. Insomma, il nostro vulcano è stato sempre oggetto non solo di studio, ma anche di grande amore, di grande interesse, sin dagli inizi della nostra tradizione letteraria. E a proposito di studio, perché il Parco Sciarone rappresenta in qualche modo quello che è il paesaggio tipico dell'Etna. Più strati vulcanici raccontano la storia del vulcano. Sì, non c'è dubbio. Per questo abbiamo voluto iniziare questo percorso con questo lavoro scientifico, cioè partiamo dal lavoro scientifico per conoscere il territorio
e da questa conoscenza scientifica magari potremmo andare ancora, approfondire ancora di più, entrare ancora di più nel territorio e coinvolgere soprattutto i giovani che, mi creda, per la nostra esperienza professionale spesso non conoscono il loro territorio, i locali spesso non lo conoscono, e quando io porto sempre un esempio che mi piace raccontare, sull'Etna c'è un bosco di betulle. Lo stesso bosco di betulle in tutta Europa lo ritroviamo nella penisola scandinava. Ma questa è una cosa che a me, devo dire, particolarmente mi affascina, pensare questo, ma è sconosciuto ai più. E quindi questo è il nostro obiettivo, far conoscere nella stratificazione del territorio quello che noi veramente poi dovremmo amare e quindi tramandare ai prossimi che potranno usufruire del territorio. In qualche modo comunque proteggere l'Etna, salvaguardare l'Etna e assicurare anche un futuro ai nostri giovani. Ai nostri giovani, ma perché no? Sì, certo. Li tratteniamo qua magari, insomma, evitiamo, cioè investiamo sul territorio e al tempo stesso sulle nuove generazioni a cui consegniamo questo meraviglioso patrimonio che deve essere amato, ma soprattutto protetto e tutelato. Ecco, questo secondo me è il messaggio fondamentale. Io vorrei fare un richiamo a quelle che sono anche le altre istituzioni che lavorano in sinergia con voi per questo evento in particolare. Devo dire che è stata molto importante questa collaborazione e questo lavoro in sinergia con l'assessorato, col Dipartimento e con l'UNPLI. Tutti enti che hanno lavorato, che hanno voluto insieme a noi tutto questo. Quindi questo è molto importante, cioè devo dire, non ci siamo sentiti soli in questo nostro obiettivo e spero di continuare questo in tutto il territorio dell'Etna. Adesso lancio una provocazione, perché abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato dei ragazzi, bisogna fare conoscere, ma in qualche modo si pensa a portare i ragazzi direttamente sull'Etna, a fare vedere e toccare con mano quello che è l'Etna? Assolutamente sì. Questo viene fatto, il mondo della scuola offre queste opportunità, chi più chi meno naturalmente, però non dimentichiamoci che l'esperienza diretta all'interno del territorio è l'elemento prioritario. Naturalmente l'aspetto teorico può avere una sua importanza, ma la visione diretta del territorio, sperimentare, conoscere, analizzare il territorio, sicuramente questo è un elemento prioritario e i ragazzi vivono con grandissimo entusiasmo queste esperienze, ovviamente ne restano coinvolti e tanti se ne innamorano. Ecco. Allora l'appuntamento, lo ricordiamo, è per domani. Intanto domani, poi faremo tanti altri eventi e chi lo sa, forse coinvolgeremo le scuole, porteremo gli studenti. Le ho detto prima, è un punto di partenza. Non è l'inizio di un lavoro, non è la fine di un lavoro, ma è l'inizio di un grande lavoro, spero che continui. Bene, allora io auguro a tutti voi un buon lavoro. Grazie. Perché l'Etna merita il nostro rispetto soprattutto. Infatti, grazie. E in bocca al lupo per quello che state organizzando. Ci dobbiamo fermare, ci sono le previsioni meteo, vedo sono già pronte e poi saremo di nuovo insieme a voi con Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo molta nuvolosità su parte del centro-nord, con piovaschi tra Piemonte, Liguria e Toscana. Sul resto del territorio inizialmente alternanza tra sole e nuvole. Sulla Sicilia già dal mattino avremo annuvolamenti compatti sul versante ionico con rovesci di pioggia, che nella seconda parte del giorno tenderanno ad estendersi sul resto dell'isola. Temperature massime diurne più elevate sulle coste, infatti qui si toccheranno localmente anche 19-20 gradi, qualche grado in meno nell'entroterra. Passiamo alla giornata di sabato, dove il contesto sarà fortemente instabile per il transito di una perturbazione che, come possiamo notare, porterà a fenomeni piuttosto diffusi. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, localmente saranno solo in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Stavo pensando alla stessa cosa, diciamo, ora queste vongole.
fresche, di Giocate acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, O sì, sono esatto. quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto. Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ah, ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono Esatto. vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un assaggia. altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Ah, basta, la pasta devo condire. Com'è? Cai. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto... Oh, benissimo. Intanto vi dico che in studio c'è un profumo magnifico, meraviglioso. Buongiorno a Peppe Leotta che ritroviamo. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Buongiorno, grazie in rappresentanza della Confederazione Pasticceri Italiani. Buongiorno e grazie per aver portato queste meraviglie che adesso vi facciamo vedere con le nostre telecamere. Sono poi i dolci per eccellenza, diciamo così, quelli che prendono la parte maggiore. Sì, diciamo sono quelli protagonisti nelle tavole per queste serate natalizie, no? Per le Il feste. panettone, il pandoro, c'è chi per il panettone, per il pandoro con tutte le loro varianti che oggi troviamo sul mercato. E di varianti ce ne sono un'infinità, qualcosa di impressionante. Ma quest'anno però dobbiamo anche dire che c'è un giro d'affari importantissimo, anche gli altri anni, però si calcola 700 milioni di euro attorno praticamente a tutti quelli che sono diciamo i prodotti che arrivano, che sono lievitati, no? Lievitati sì, sulle nostre tavole. È chiaro, è un brand che va sempre in crescita, anche se dobbiamo dire una curiosità che il primo produttore di panettone al mondo è il Brasile, sempre da un italiano però in Brasile, il secondo è il Perù e il terzo è l'Italia, però per qualità, perché è dettato da un disciplinare, siamo noi in Italia. Se volete mangiare un buon panettone si deve venire in Italia, perché all'estero non è... non c'è la cultura probabilmente. Non c'è la cultura, sono prodotti che sono lontanissimi da quello che è il prodotto artigianale italiano. E noi parliamo di prodotti artigianali perché infatti il prodotto artigianale presenta delle specificità, sì, delle è qualità. dettato da un disciplinare, ci sono delle caratteristiche minime che deve contenere il panettone, che sono la percentuale di grassi, di uvetta, di canditi, l'utilizzo solo di burro all'interno dell'impasto, a eccezione anche del burro di cacao, che è sempre un grasso pregiatissimo. E questo fa sì che tutela tutti i consumatori. Quello che adesso colpisce, ma soprattutto chi ci sta ascoltando da casa lo ha già avvertito, se andiamo a comprare un prodotto, intanto parliamo di un prodotto industriale per incominciare, i prodotti industriali hanno avuto un incremento di prezzi importantissimo, quindi se si registra circa un 8% in più grosso modo per i consumatori, che sì, ma perché queste materie prime sono così tanto aumentate? E immaginiamo poi a cascata quando facciamo e quando andiamo a comprare un prodotto artigianale il prezzo è salito anche. E soprattutto purtroppo bisogna spiegare, perché spesse volte i nostri consumatori non sanno il costo delle materie prime specifiche, perché chi va a comprare i cubetti o i canditi o sa il lavoro che c'è dietro a realizzare dei buoni cubetti, dall'acquisto, dal frutto e tutta la lavorazione che c'è dietro. Quindi va specificato e giustificato in questa maniera il prezzo. Il prezzo del burro sale, la manodopera sale sempre perché c'è un grosso lavoro dietro, e tutto questo ovviamente a caduta va sul consumatore finale. Ma io dico sempre che noi siamo quello che mangiamo. Quando dobbiamo mangiare un prodotto buono e di qualità, ma soprattutto territoriale, che sia un prodotto fatto con prodotti italiani. E un invito ai consumatori è proprio questo in queste giornate: andate a guardare, leggete le etichette, perché siamo raggirati in tutti i modi e in tutte le maniere. Noi dobbiamo tutelare il prodotto italiano, ancor più oggi
che siamo diventati patrimonio dell'UNESCO immateriale, riconosciuto a livello globale, la prima nazione riconosciuta, la prima cucina. Quindi perché questo ci induce a una responsabilità maggiore sulla preparazione del cibo in genere, che io posso dire che ne sono stato veramente felice, perché non è un qualcosa che appartiene alle giacche bianche, questo riconoscimento appartiene ai nostri avi, ai nostri bisnonni, ai nostri nonni, appartiene a tutti, a quelle signore che in questo momento ci stanno guardando e stanno preparando il sughetto a casa, perché è stata riconosciuta la trasmissione intergenerazionale di quella che è la nostra cultura, quella gestualità e la cucina che viene tramandata in tutto il territorio italiano da centinaia di anni, ma soprattutto possiamo dire in Sicilia. Ma sono le tradizioni poi che si portano a tavola durante le feste, le Certo. tradizioni che nei secoli sono state tramandate da generazione come una in freccia che generazione. scocca per me a ritroso da centinaia di anni e finalmente è arrivata al suo riconoscimento. Perché, come ti dicevo poc'anzi, è proprio questo che è stato premiato, la gestualità, quella ricchezza di biodiversità che offre solo il territorio italiano. Ma in Sicilia possiamo dire che abbiamo dato un grande contributo per questo riconoscimento, perché la Sicilia è stato un crogiolo di gente e culture dove è passato tutto il mondo e tutti hanno lasciato un patrimonio inestimabile. E quindi noi abbiamo preso. Abbiamo acquisito tutto, abbiamo assorbito tutto, però abbiamo bisogno di consapevolezza. Questo sì, ma soprattutto perché diamo tutto per scontato. Diamo per scontato che sappiamo fare un buon dolce, una caponatina, una parmigiana, quando in realtà è qualcosa che all'estero vale tantissimo. E possiamo dire che le nostre mamme sono tutte un po' cuoche, no? Allora io a proposito dei dolci di Natale, che noi abbiamo qui, diciamo, l'esempio tipico, i dolci per eccellenza, sì. Però la nostra tradizione ha i suoi dolci tradizionali, regala tantissimo. Sì, il dolce tradizionale per eccellenza siciliano è il buccellato. Ecco, se andiamo a ritroso non può mancare sulle tavole dei siciliani il buccellato, che è il dolce simbolo delle festività natalizie, oltre a torroni fatte con mandorle siciliane. Facciamo attenzione, perché cercano sempre di raggirarsi, perché è brutto la sera di Natale mangiare del torrone con delle mandorle californiane, voglio dire. Quindi facciamo attenzione agli acquisti, non guardiamo tanto il prezzo, quando si mangia si deve mangiare bene. E come si fa a distinguere quando noi andiamo a comprare un prodotto? C'è l'obbligo nell'etichetta dell'origine delle mandorle. Capisco, però e per questo dico, dobbiamo stare molto spesso noi adesso guarda, usiamo tanto il telefono, siamo sprovveduti, basta prendere il telefono. Anche quando andiamo a acquistare, l'altro giorno, se mi posso permettere, con mia moglie comprava dei gamberetti in offerta, andiamo a vedere FAO 71. Sapete dove arrivavano i gamberetti? Da Fukushima, cioè nella zona radioattiva. Quindi tutte le persone acquistavano ma non guardavano perché erano in offerta. Quindi è fondamentale, abbiamo il telefono, basta scrivere i codici e sappiamo cosa stiamo comprando, perché spesse volte veniamo reggiati con delle etichette, no? E471. Che cos'è? Che cos'è? Un colorante? Un colorante, quindi magari che è cancerogeno. Ma che colore è? Oggi abbiamo la possibilità di avere a portata di mano tante informazioni, basta inserire il codice e vedete in quale regione è stato prodotto e cos'è che state portando a casa, è fondamentale. È fondamentale, hai detto bene. Allora, vorrei tornare un attimo sul capitolo frutta secca. Sì. Perché anche la frutta secca, prima abbiamo detto, insomma, devono essere mandorle siciliane, mandorle nostre sì. Mandorle, però molto spesso non riusciamo a trovarle e quelle che arrivano da fuori costano anche di più. Probabilmente. Sì, ma no, costano di più nel mercato rosso. Perché mandorle siciliane? Non è una questione solo di territorialità, perché in Italia ci sono tante leggi vigenti che tutelano il consumatore, non possono essere utilizzati pesticidi particolari che fanno male all'organismo, ma questo è un discorso ampissimo, dal grano fino ad arrivare alla frutta secca, che è qualcosa che consumiamo ogni giorno, per cui ci dobbiamo imporre di cambiare rotta e utilizzare solo prodotti che siano tracciabili, che fanno bene alla salute. Nessun genitore, nessun familiare darebbe al proprio figlio qualcosa sapendo che è stato trattato male. Spesse volte non c'è questa informazione, infatti io dico a tutti gli agricoltori o i produttori di grani antichi siciliani, dobbiamo fare comunicazione, perché sono certo che le persone sceglieranno sempre un prodotto che faccia bene prima al corpo e poi al palato e a tutto il territorio, capito? E fa lavorare un po' tutta la nostra economia. Prima di salutare
salutarci, sì. il segreto di questi due gioielli che abbiamo qui, c'è tanto lavoro dietro. C'è tanto lavoro dietro perché un panettone artigianale, oltre alla sapienza, a sapere la funzione di ogni ingrediente all'interno del prodotto, c'è un lungo periodo di lievitazione, di maturazione, perché un buon prodotto non deve avere aromi di sintesi, ma bensì è il lievito che lascia il suo bouquet aromatico, i canditi con le nostre arance siciliane che rilasciano umidità e profumo al prodotto. Ma quanto tempo serve per poter fare? Allora, all'incirca sono fino all'imbustamento quasi 36 ore. Dalla produzione che partiamo, 12 ore di maturazione, pirillatura, altre 6 ore di lievitazione, cottura, raffreddamento, capovolgimento del prodotto e l'imbustamento. Capite perché costa così tanto un prodotto artigianale contro le 5 ore industriali. Ma in maniera artigianale quanti panettoni si possono produrre? Ma se si è organizzati possiamo fare anche dei numeri importanti, perché non vuol dire artigianale che non si può produrre a livello industriale. La differenza qual è? Che il produttore artigianale può produrre 40-50 giorni prima della Pasqua, del Natale, mentre gli industriali, i panettoni che state mangiando, che comprate al supermercato, sono stati prodotti ad agosto, mentre voi facevate il bagno al mare, vi stavano preparando il panettone, perché ha uno chef life di un mese, perché all'interno ci sono conservanti che fanno male all'organismo, però danno durezza al prodotto nel tempo. Allora, noi siamo per il prodotto artigianale. Anche se costa di più, credetemi che ne godete nell'anima e nel palato, quindi e sosteniamo gli artigiani. Benissimo, benissimo, grazie per essere a stato voi con sempre noi per questa l'opportunità. mattina. A Peppe Leotta, che rappresenta la Confederazione dei Pasticceri Italiani nella sezione siciliana, ovviamente. È chiaro. In questo caso e mi raccomando, dal 7 gennaio inizia la dieta, ok? Dal 7 gennaio? Dal 7 gennaio, però non adesso. Prima no. Prima no. Assolutamente no. Grazie ancora, ci fermiamo, buon Natale. Buon Natale a voi, grazie. A fra pochissimo, di nuovo insieme. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Adesso accanto a me ci sono due giovanissimi che hanno avuto un'idea frizzante, brillante. Cominciamo con Giulio Sicari. Buongiorno Giulio. Buongiorno. E accanto c'è Lorenzo Tripi, che molti dei nostri telespettatori conosceranno. Grazie. Perché l'avete visto anche durante le nostre produzioni di Sant'Agata. Allora, la vostra idea è un'idea particolare, quella di utilizzare il running per fare una sorta di insomma, gesto di solidarietà per Natale nei confronti di chi magari in questo momento vive un momento difficile, complicato. E allora che cosa avete pensato? Avete messo insieme questa gara pseudo passeggiata, non tanto gara ma più passeggiata, utilizzando come simbolo il carrello. Allora cerchiamo di capire quando nasce, lo chiedo intanto a Lorenzo, quest'idea. Allora devo dire che l'organizzazione in generale è stato Giulio, promotore di questo evento settimanale, con cadenza settimanale, che organizzava lui col suo gruppo. Sono partiti in 5 immagino all'inizio, no? Sì. E poi settimanalmente, freddo, caldo, pioggia, sono arrivati con una cadenza media di più di 150 persone che ogni settimana si incontrano e corrono quei 7, 8, 10 chilometri insieme. Passeggiano, non corrono. No, settimanalmente loro corrono, sono forti proprio sulla corsa. Loro... Quindi voi correte. Il nostro obiettivo, diciamo, è migliorarsi di settimana in settimana. Appunto il nostro run club nasce ad agosto. Avete un target che che si diversifica ogni settimana. Esatto, e poi diciamo i livelli sono tutti diversi, cioè non c'è un livello minimo, un livello massimo, ma le persone vengono lì per cercare ogni settimana di fare meglio della settimana scorsa. Questo è una sorta di un gesto motivazionale per chi partecipa a questi incontri, però quello di questa settimana, cioè quello di domenica prossima, è particolare. Sì, allora diciamo, chiamiamola passeggiata solidale, perché possono partecipare sia i super sportivi come Giulio, perché Giulio ha un fisico incredibile, si allena 3 volte al giorno, fa paura. 3 volte al giorno? Sì, una mattina. Ma anche chi magari... Stiamo vedendo delle immagini di una di queste gare. Esatto. Tantissima gente. Qui eravamo tantissimi. Ma anche chi magari ha la pancetta come me, che può tranquillamente fare questa passeggiata. Sono 3 chilometri, si parte da Ognina, piazza vittime del femminicidio, e si arriva fino... 3 chilometri si possono fare, posso farli anch'io 3 chilometri, non è una cosa così complicata, così difficile, devo dire. Però sono 3 chilometri di sostanza, quelli di domenica. Più di 150 persone che
trasporteranno un carrello della spesa, ci auguriamo magari 3 o 4 carrelli, che come si riempirà? Si riempirà dalla donazione di ogni partecipante, che può portare anche una caramella da 20 centesimi, un ovetto di cioccolato, qualsiasi cosa. Alla partenza la metteremo nel carrello. Tutti gli esercenti che incontreremo lungo il tragitto, quindi il bar del lungomare, il chiosco di Viale Africa, chiunque può tranquillamente inserire nel carrello una donazione a loro scelta, che poi il gruppo porterà fino alla Caritas di Viale Africa. Là già abbiamo organizzato con i volontari che ci accoglieranno, prenderanno appunto il testimone del carrello e poi in questi giorni penseranno loro a smistare tutte le donazioni che siamo riusciti a portare. Una bellissima idea che coinvolge i più piccoli, gli adulti, le persone più avanti negli anni. Insomma, abbattiamo le barriere da un punto di vista anagrafico, ma abbattiamo anche delle barriere di carattere sociale, in modo tale da poter dare veramente a chi non ha in questo momento qualcosa. Esatto. E chi non potesse essere, facciamo un esempio, io domenica mattina non potrò essere presente perché ho un impegno di famiglia, perché sono fuori Catania. Posso contribuire con un carrello virtuale in qualche modo a darvi una mano? Allora, noi intendiamo la partecipazione virtuale anche con un semplice mi piace sui social o un messaggino su WhatsApp nel dire guardate quel giorno ci sarà questo evento. Esatto, una ricondivisione, possiamo dire, una pubblicità del nostro evento. In maniera sostanziale, cioè concreta, chi non potrà essere là potrà magari in qualche modo aiutarvi, sostenervi, magari rivolgendosi direttamente alla Caritas e indicando che quella sua donazione è legata al vostro, diciamo... Sì, sicuramente una cosa importante che io vorrei dire su questo argomento è che non facciamo beneficenza solamente in questi giorni, comunque facciamola tutto l'anno. Noi stiamo parlando di questo evento, poi magari mi dite quali che sono gli altri eventi che voi organizzate. E in generale comunque la Caritas è sempre aperta a donazioni, ma anche noi quel giorno, sai, magari anche mandare un amico prima dell'inizio all'arrivo, se non si può essere a Catania quella giornata o sia un altro impegno, perché quel giorno ci sono tantissime manifestazioni, fa piacere a noi che l'abbiamo organizzata, perché avere anche una caramella in più nel carrello è un bel messaggio, ma anche mandare un amico che all'arrivo porta un pacco di pasta può essere una cosa significativa per tutta la comunità catanese. Una cosa bella secondo me è che purtroppo vediamo tanti giovani siciliani sugli articoli di giornali in maniera negativa, ma questo dimostra che i giovani catanesi con i valori esistono. Stamattina siamo qui per raccontarlo. Esatto, esistono e organizzano anche queste cose senza poi un guadagno economico, no? O qualcos'altro. Un bel gesto per la comunità che sono contento di condividere con Giulio, perché... Possiamo dire che i social anche ci hanno aiutato tantissimo alla divulgazione di questo evento, appunto. Senza i social questo evento, la rilevanza che ha avuto questo evento non ci sarebbe. Tu ti riferisci a quello di domenica? Sì, esatto, in generale al Run Club, perché il Run Club è partito da un'idea di 2 persone e poi piano piano anche ai video su Instagram, TikTok, la gente guardandoli diceva voglio andare pure io al Run Club e appunto si univa al nostro gruppo e piano piano abbiamo riempito il Run Club a macchia d'olio, siamo arrivati più di 150 partecipanti. 150 partecipanti che appartengono evidentemente a diverse età. Sì, di tutte le età, bambini anche di 12 anni fino a signori di 60-70 anni, quindi non c'è quando ci si ritrova per fare queste corsette, diciamo, amatoriali, perché sono poi delle corsette amatoriali, sono degli allenamenti in realtà, che tipo di clima c'è? C'è goliardia? C'è voglia di divertirsi? C'è un clima diciamo, di unione, di sportività e soprattutto i più forti aiutano i più deboli, i più scarsi a livello sportivo nel migliorarsi. E quindi si spiegano delle tecniche, magari non forzare subito, andare lentamente. Iniziare lentamente, poi piano piano spingere più forzare, diciamo, in maniera anche superare graduale. i limiti, perché molte volte magari tu arrivi a 7-8 km dove sei stanco e non ce la fai, c'è il tuo amico accanto a te che ti motiva e quindi l'unione sicuramente ci aiuta a fare sempre di più, ma in generale nella vita secondo me. Lorenzo, vengo adesso da te, tu mi hai detto, insomma, hai abbracciato quest'idea che è stata lanciata da Giulio per, lo dicevi prima, facevi riferimento, per dimostrare anche, insomma, che i giovani, i ragazzi, non solo catanesi, siciliani, italiani, hanno qualcosa di buono. Ci sono sempre degli esempi negativi, ma quelli non mancano nella nostra società a qualsiasi età, e quindi valorizzare quello che fanno i ragazzi, l'impegno dei ragazzi, al di fuori di quello che può essere la scuola, lo studio, ma nella vita di tutti i giorni, nel sociale, diventa importante e significativo. Diventa veramente un bel gesto, un bel messaggio. Oltre alla beneficenza,
i ragazzi sono impegnati anche nell'ultimo mese a organizzare l'evento del Run Club al centro di Catania, che facesse tappa nelle strutture storiche, simboliche del nostro centro cittadino, per portare alla riscoperta del nostro centro cittadino delle opere bellissime. Abbiamo un centro, perché quando si cammina a Catania, io che lavoro sui social dico molto spesso: stacco il telefono, guardati attorno, perché veramente Catania è un museo a cielo aperto, ce ne dimentichiamo. E il Run Club nell'ultimo mese è stata anche occasione per potersi guardare attorno senza telefonino e vedere che viviamo in una città che è un museo a cielo aperto. Quindi anche da questo punto di vista il Run Club, Giulio e il suo gruppo sono stati svegli nel dire: ragazzi, rendiamoci conto dove viviamo e rispettiamo il posto in cui viviamo, perché merita tanto. Vogliamo chiudere ricordando l'appuntamento di domenica? Esatto, l'appuntamento di domenica sarà domenica 21, ore 9:30 l'appuntamento, di fronte al 22 Lounge Bar, piazza Largo del Femminicidio. Faremo una corsa di circa 3 km fino alla Caritas. L'unica cosa che conta è portare un piccolo dono, qualsiasi genere alimentare a lunga conservazione, e correre insieme a noi e fare un bel gesto. Grazie a Lorenzo Triti, grazie a Giulio voi. Sigari, entrambi impegnati per questa corsa, passeggiata, chiamiamola così, della solidarietà, domenica 21. Ti aspetto domenica, mi raccomando, anche gli altri appuntamenti. Domenica dopo la partita, casomai, eventualmente. Verrò di pomeriggio. Aperitivo, allora, si tratta di aperitivo. Va bene, grazie allora, noi ci fermiamo, restate lì, non vi muovete voi, adesso c'è la sigla dell'oroscopo e fra poco vedremo, già lo vedo io, il nostro Marco Amato. Amato, buongiorno Marco, buon venerdì, siamo al weekend, cosa ci dicono le stelle per questo fine settimana? Buongiorno e bentrovati. Intanto oggi ho scelto una tazza con una tigre per dirvi che si è avverata una mia previsione, ovvero vi avevo raccontato che il nostro Alessandro Preziosi avrebbe un po' rubato la scena al protagonista di Sandokan, e è arrivato proprio il premio e il riconoscimento, ha vinto il premio Capri. Per cui, come vi avevo detto, mi pare proprio una settimana fa, fatta proprio in quanto Ariete, perché zodiacalmente i segni di fuoco sono messi benissimo per adesso nel cielo zodiacale, proprio perché il Sagittario è pieno di pianeti, c'è il Sole, Venere, la Luna e Mercurio, e quindi Ariete e Leone ne beneficiano. Un Ariete che comunque sta per entrare di nuovo in contatto con Saturno, quindi la carriera dell'Ariete esploderà nel 2006, e ora la devo smettere di spoilerare per il nuovo anno, magari ci facciamo uno speciale, ma ora no. Dunque, cosa succede oggi? Questo weekend è gestito dalle signore dello zodiaco, ovvero la Luna e Venere. Luna e Venere infatti si congiungono in Sagittario, e quando questo accade è chiaro che le energie affettivo, Luna, femminili, amorevoli, Venere, sono un tripudio zodiacale che infiamma soprattutto in questo caso i segni di fuoco, ma bene anche per il Toro è segno di Venere, quindi gode della Luna. Quindi cosa succede nello zodiaco? Ariete, iniziate questo weekend con un weekend di passioni, con un weekend chiarificatore in amore, con un weekend che vi porta fino a godere di una luna che arriverà in Capricorno e che quindi avrà finalmente smontato una serie di tensioni, un po' più sicuri di voi, perché farete proprio un consuntivo staccando un po' dal lavoro che avete finora svolto. Toro, uno splendido weekend per voi, perché proprio da Venere vi arrivano strali di energia positiva. La domenica sarà anche meglio, perché Luna in Capricorno, un bel trigono, e quindi Marte vi renderà assolutamente più sicuri e liberi di amare e sicuri dei vostri rapporti. Gemelli, per voi è in opposizione, quindi questa Luna e questa Venere amorevolmente, senza le solite nevrosi, senza la vostra smania di correre tra un pensiero e un altro, vi aiuterà con calma a mettere a fuoco la situazione in amore. Cancro, per voi siete uno dei due protagonisti di questo aspetto zodiacale, la Luna e Venere appunto congiunti, per cui i vostri capriccetti in amore sono finalmente soddisfatti. Giove vi assicura un viaggio, un ritorno a casa, una ricongiunzione con l'amore e un progetto nuovo, quindi questo è un weekend assolutamente piacevolissimo per i Cancro che tornano di nuovo in pista.
Leone, ottimo per voi perché tutti questi pianeti in Sagittario sono di Trigono e di quinta casa, quindi ottimo per esprimere il proprio io, la vostra personalità, un po' nevroticamente perché siete un po' esagerati. Calmatevi un attimo e soprattutto utilizzate anche Mercurio che è a vostro favore, un Mercurio per parlare, chiarire, scambiare. Vergine, neanche le difficoltà di 4 pianeti in quadratura vi smontano, proprio perché sentite di essere alla fine di un transito importante, quello di Nettuno e Saturno in opposizione, Nettuno da 14 anni, Saturno da 3. La Vergine sta piano piano sentendo alleggerire tutto, proprio perché la passione, Marte in Capricorno, quindi Trigono, gli ricorda che state vivendo l'amore e l'intensità che volevate. Il resto si affronterà da marzo in poi. Bilancia, altro spoiler, e beh, ecco, per voi questa giornata è ottima perché siete anche voi un segno di Venere, per cui questo weekend può indicare una chiarificazione in amore, ma anche le alleanze, le comunicazioni che volevate. Marte comincia un po' a pungolarvi e quindi vi fa pensare che dall'anno prossimo in poi dovrete cominciare anche a fare dei tagli di relazione. Scorpione, per voi oggi è una splendida giornata perché tutto quello che è in Sagittario voi lo vedete prima di tutti, quindi vedete questo tripudio planetario agire nella vostra realtà. Dopo aver faticato tanto, lo Scorpione si gode il meglio della sua vita e dei suoi effetti. Sagittario, i veri protagonisti di questo weekend, di questa settimana, ma anche di questo mese, se vogliamo. Ebbene, Luna e Venere congiunti nel vostro segno zodiacale, più che augurarvi un weekend romanticissimo non posso fare. Capricorno, per voi è un po' diverso perché tutto invece è dietro di voi, in Sagittario, nel segno prima, quindi qualche sospetto, qualche disinteresse, qualcosa che non vi convince, che non eviterete di fare semplicemente. In questo weekend starete per i fatti vostri o in intimità con l'amore. Acquario, anche per voi oggi rinuncerete un po' al sociale, al mondano, agli amici, ai gruppi, alle cose corali. Volete essere un pochino più individualisti o tutt'al più in due e oggi darete proprio prova di questo. Ottimo il successo lavorativo. Pesci, per voi tutti questi pianeti in Sagittario mettono finalmente in chiaro tutto che volete portare nel prossimo anno. Più che aspettare un Natale, un po' i segni zodiacali aspettano un nuovo anno, una svolta, e i pesci ne avranno tantissimi perché proprio Saturno e Nettuno escono finalmente dal suo cielo zodiacale, alleggerendo finalmente tutto. E detto questo, auguro a tutti uno splendido weekend. Ciao Angelo, buongiorno Sicilia, ci rivediamo dopo le feste. Grazie. Allora Auguri a Marco tutti. Amato, ci ritroviamo dopo le feste, magari subito dopo le feste ci farai il punto di quello che sarà il nuovo anno per tutti noi da un punto di vista diciamo delle stelle. Grazie ancora, una buona giornata e auguroni. Grazie. Auguri a tutti. Adesso, prima di tornare ai giornali, andiamo a vedere cosa ci riserva il fine settimana in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere. Nel cuore dell'inverno, Siracusa continua a celebrare le sue tradizioni. Per chi non è riuscito a partecipare alla festa principale, venerdì 19 dicembre è il giorno dell'ottava di Santa Lucia, la suggestiva processione del simulacro che dalla cattedrale raggiunge la chiesa di Santa Lucia al Sepolcro. Un'ulteriore occasione per assistere a uno dei momenti più sentiti della fede siracusana. Il 18 e il 19 dicembre, Zampognarea accende il Natale a Catania, il festival che aggrega musica e altruismo, uno dei 2 giorni all'insegna dell'impegno sociale attraverso tante iniziative e solidarietà, che si svolgerà presso la chiesa di Sant'Anna. Questo fine settimana non perdetevi 2 dozzine di rose scarlatte. Amore, gelosie e risate eleganti. A Catania, con Toti e Totino al Teatro Musco di Catania, si riaccendono i riflettori sulla grande commedia brillante italiana. A Palermo, domenica 21 dicembre, è l'ultimo giorno per visitare la suggestiva mostra multimediale Van Gogh Experience, un viaggio immersivo tra le opere del genio olandese, dove i quadri prendono vita attraverso proiezioni a 360 gradi, offrendo un'esperienza d'arte unica e coinvolgente.
Sabato 20 dicembre, Salvatore Guglielmino presenta La Sicilia è il Natale dei miti. A partire dalle 20, nella cornice della chiesa di San Nicolò all'Arena. 4 spettacoli per unire storia, tradizione, cultura e musica. Fino al 21 dicembre ad Agrigento puoi ancora diventare, da passeggero a spettatore. Un vero e proprio show con sorprese a bordo dei treni storici di Sicilia. Un viaggio da non perdere, fino alla fermata a Tempio Vulcano della Valle dei Templi di Agrigento e all'antica stazione di Porto Empedocle. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo buon weekend e buone feste. Bene, allora chiudiamo con Lorena Dolci. Che cosa ci racconti stamattina? Vi racconto le nuove parole, i neologismi che sono entrati nell'ultimo anno, l'anno che ormai volge al termine, e che sono entrati in un libro, il libro dell'anno Treccani. Tra queste ci sono ad esempio ingiocabile, verrebbe dire, pescando l'aggettivo che meglio definisce il trionfale Yannick Sinner, e poi si è parlato tanto di controdazio, il dazio che colpisce come strumento di ritorsione, di Cryptogate, lo scandalo legato all'emissione di criptovalute, e poi per esempio è entrato nell'attrante dei neologismi anche i pro-pal, sostenitori da lontano della causa palestinese, e ancora una parola come kiss cam, che come sappiamo se ne è parlato tanto perché ha inquadrato i fedifraghi durante un concerto dei Coldplay, oppure la parola gli occhi spaccanti, trovato in un biglietto firmato da Raoul Bova, rivolgendosi ad una ragazza di cui si era evidentemente innamorato. Però fra tutti i neologismi, l'autore di questo articolo, che raccontano il tremendo anno che muore, lui sceglie forse la parola più bella, l'unica davvero poetica, è la tornanza, cioè l'azione, il fatto di tornare nel luogo d'origine, un luogo reale o simbolico. Ma prima di chiudere vi voglio ricordare anche questo neologismo, diciamo, abusatissimo, la qualunque, ormai è entrato nel gergo di tutti, e che viene appunto dal personaggio Cetto la qualunque. Grazie, grazie. Allora Lorena, ci fermiamo qui anche stamattina, e per questa settimana è tutto, ma in realtà ci fermiamo per il 2025, perché torniamo con Buongiorno Sicilia il 7 di gennaio. Andiamo in vacanza anche noi per le prossime feste. L'augurio da parte nostra, da parte di Lorena, da parte mia, da parte del direttore Michele Cucuzza, di Roberta Lunghi, di Emanuela Corsi, di Luca Ciriberti, che ogni mattina siamo qui per raccontarvi cosa succede in Sicilia. L'augurio di un buon Natale, di un ingresso fantastico, di un inizio fantastico del 2026. Ci ritroviamo dunque il 7 gennaio. A tutti voi, insomma, felicissime feste, e vi lascio i programmi della rete.